Una folla commossa di amici e colleghi ha salutato per l'ultima volta nel Duomo di Negrisia la direttrice generale dell'ASL 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro. Classe 1961, trevigiana di nascita, laureata in medicina e chirurgia all'Università di Padova, è mancata all'affetto della sua famiglia in seguito a una malattia che ha affrontato con grande coraggio, dignità e riservatezza. In prima fila accanto ai familiari tutta la sanità del Veneto e i sindaci di Treviso e Belluno. A celebrare la messa Monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno e Feltre, che ha colto nell'omelia il profilo umano, la professionalità, l'abnegazione, l'empatia e la passione che la dottoressa Carraro metteva nel lavoro, consapevole delle difficoltà e della complessità della sanità bellunese. Con la sua discrezionalità e la sua perseveranza di aver creduto che la salute è un bene da servire, non da rivendicare né da usare per altri fini. Instancabile, il direttore Carraro ha saputo fin dall'inizio capire il territorio dell'ASL Dolomiti dal Comelico alla Monna. Abbiamo notato l'intensità del suo darsi, del suo votarsi alla causa del bene integrale delle persone, persino nella loro singolarità. Finita la messa nel sagrato del Duomo, amici e colleghi hanno voluto ricordare Maria Grazia. Anche il figlio Alberto, sempre accanto a papà Cesare, ha rivolto un pensiero alla mamma. Forse non ho sempre colto quanto tu sia stata una persona straordinaria. Un po' per la tua riservatezza che hai sempre voluto mantenere, un po' perché la tua straordinarietà nel quotidiano mi sembrava la normalità. Spero che la tua vita terrena sia stato un esempio non solo per me, ma anche per tante altre persone che ti vogliono bene. Buon viaggio mamma, ti voglio bene il tuo bambino.